Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Dallo stadio Castellani di Empoli di scena la sfida tra Empoli e Albino Leffe, valida per il 14° turno del campionato italiano di Serie B-Win. Punti pesanti in palio quest'oggi per la lotta per non retrocedere, con le due compagini divise da soli 2 punti, 13-11 per i bergamaschi in fondo alla classifica. Pillon punta tutto sul capocannoniere Tavano e sceglie Ficagna in difesa al fianco di Stovini. Nell'Albino Leffe ancora sente Cocco al suo posto Germinale. Prima dell'inizio un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione di Genova. Arbitro dell'incontro il signor Melchiorre Ferrari. La prima azione degna di nota arriva al sesto con Saponara servito al limite da Tavano. Fa partire un tiro cross sul quale Lazzari non c'è il pallone che si spegne sul fondo. Al 14° si affaccia all'Albino Leffe con Cristiano che dalla sinistra mette al centro un pallone sul quale Laner non ci arriva per un soffio, spazza la difesa. Un minuto più tardi ancora Albino Leffe, azione da calcio d'angolo, cross al centro, prolunga di testa Piccini e Bergamelli incredibilmente da 2 passi spara alto. Rivediamo l'imperdonabile errore del difensore bergamasco, la conseguente delusione. Più Albino Leffe che Empoli in questa fase. Intorno al 20° buona la circolazione di palla degli ospiti, con Luoni che arriva al cross dalla destra sul quale arriva Cristiano di testa ma non riesce a dare forza. Facile la parata per Pelagotti. Vicino al vantaggio ancora gli ospiti con Laner che ci prova dai 25 metri, la palla finisce di poco fuori vicino all'incrocio dei pali. In chiusura di tempo buona occasione per Tavano su punizione, calcia il giocatore ex Livorno, la palla passa ma finisce di poco fuori e questa l'ultima occasione della prima frazione. Si va al riposo a reti inviolate. Trascorrono 8 minuti prima di vedere ancora gli ospiti pericolosi. Punizione dalla linea di fondo con Pacilli che mette al centro il pallone. Germinale cerca la conclusione in anticipo ma Vinci di petto respinge nei pressi della linea. Regini poi allontana. Nel replay evidente come Vinci respinga di petto il pallone salvando i suoi. Preoccupato Pillon che chiede alla sua squadra di non farsi schiacciare. Non riesce però ad uscire l'Empoli, Maglio Robici non riescono a concretizzare la loro superiorità. Minuto 25, Cristiano prova a inserirsi sulla sinistra, fa partire il cross al centro dove non ci sono compagni, un'altra azione buttata. Poco dopo per l'Empoli si vede Saponara, lotta con Ficagna, poi si gira con il sinistro ma la palla si spegne alla mezz'ora. Pillon toglie un opaco Mucelizze e mette dentro Dumitro e subito dopo, ma quasi per caso, su un'azione sulla destra sviluppata da Boucher che prova a mettere al volo un cross in aria. L'Empoli non riesce a beffare il fin qui inoperoso Offredi con il tentativo di Saponara. Squadre stanche e lunghe nel finale, da segnalare soltanto 2 conclusioni da fuori aria. Prima ci prova Girasole per gli ospiti, il tiro si spegne di poco sopra la traversa con le proteste per una presunta deviazione. Poi invece per l'Empoli sempre Signorelli che prova a tirare dalla distanza, la palla finisce anch'essa sopra la traversa. Ma in pieno recupero Moro mette al centro un pallone, Boucher solo davanti a Offredi, si fa parare la conclusione, la più grande occasione per l'Empoli. Bravo Offredi, finisce dunque 0-0, un punto a testa che non accontenta l'Albino Leffe che ci ha provato con più convinzione, ma l'assenza di Cocco si è fatta sentire e come molto da lavorare per Pillon per uscire dalla zona retrocessione. L'Empoli può